Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Gerano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Siamo qui in occasione della festa in onore della Madonna del Cuore, che vede la realizzazione, dopo lo stop dovuto alla pandemia, dell'infiorata più antica d'Italia. Gerano si trova a 502 metri sul livello del mare e conta 1250 abitanti. Nel corso del programma rivivremo le fasi salienti della festa della Madonna del Cuore. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Gerano! Stiamo vivendo l'avvenimento più importante dell'anno e con il sindaco Danilo Felici andiamo a presentare il comune di Gerano. Buongiorno a tutti, benvenuti a Gerano, piccolo paese di 1250 abitanti. Ci troviamo nella Valle del Giovenzano, tra Tivoli e Subiaco, quindi vicinissimi a due città importantissime, molto vicini a Roma. Gerano, come detto, è un piccolo paese degli anni 1000 e all'interno di questo paese ritroviamo ancora oggi quelle caratteristiche di un paese storico, con questi piccoli borghi ancora curati, dove ancora oggi ogni cittadino si cura e si tiene prezioso il suolo pubblico di tutti. Quindi è un piccolo paese che ancora oggi mantiene vivo l'attaccamento e le tradizioni. Tra l'altro abbiamo vari musei e in questo periodo una mostra particolare. Sì, abbiamo vari musei. Il nostro museo più prezioso è il Museo dell'Infiorata, che rappresenta e tiene all'interno del museo tutte le foto e tutti i ricordi della nostra antica Infiorata. Abbiamo un altro museo bellissimo, una collezione privata di Marina Durán de la Penna, il Museo delle Scatole di Latta, che è molto, ma molto gradito dalle persone che lo vengono a vedere. E finalmente, dopo anni, siamo riusciti a restaurare degli archivi storici. Abbiamo recuperato 16 libri grazie alla città metropolitana di Roma che erano rovinati, abbiamo restaurati dopo un accurato lavoro. Sono i libri dal 1700 al 1850. Sindaco, che cos'è la festa della Madonna del Cuore per un geranese? La festa della Madonna del Cuore per un geranese sono i giorni più importanti dell'anno, sono i giorni sentiti da tutti, in cui si ritrova quello spirito di accoglienza, perché comunque Gerano è un paese accogliente. Sono delle giornate in cui è un dono alla Madonna, quindi è la festa della Madonna del Cuore. Sono giorni in cui tutti vediamo persone che si adoperano per abbellire il paese, per renderlo bello. E quindi sono giornate intense, giornate in cui il geranese dedica la propria giornata, le proprie giornate per questa festa. Altri due appuntamenti importanti sono per i due patroni San Rocco e Sant'Anatolia. Sì, San Rocco e Sant'Anatolia. Sant'Anatolia è la nostra patrona e San Rocco è il copatrono. Sì, noi abbiamo una fiera storica, 9-10 luglio, una fiera antichissima fatta nel prato di Sant'Anatolia, dove c'è un attaccamento anche alla festa di Sant'Anatolia molto, molto forte. E poi San Rocco, che festeggiamo il 16 agosto all'interno, insomma, di tutti gli eventi che poi facciamo nell'agosto geranese, perché comunque siamo un paese che fa anche tante iniziative. Grazie Sindaco, e adesso raggiungiamo la chiesa di Santa Maria Assunta per incontrare il parroco di Gerano.
all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta incontriamo il parroco di Gerano, Don Giovanni Censi, e in questi giorni stiamo vivendo un momento storico perché ritorna in tutte le sue forme la festa dedicata alla Madonna del Cuore dopo i 2 anni dovuti alla pandemia. Anche se durante gli anni della pandemia noi dal lato religioso, benché la Chiesa stesse chiusa al pubblico, abbiamo continuato la parte spirituale, solo che ci è mancata tutta la coreografia esterna, a cominciare dall'infiorata, che ce l'hanno proibita. L'infiorata, che è la più antica in Italia. Eh sì, però in pratica ricordavamo che addirittura i tedeschi ce l'avevano fatta allestire durante il periodo della guerra e ci ha pensato la pandemia a non farcela allestire. Una storia lunga, quella della Madonna del Cuore e dell'infiorata. Dell'infiorata, perché? Per il semplice motivo che quando entra e viene in paese 1729, il paese dal lato devozionale già era nutrito di varie devozioni della Madonna, tipo Rosario, tipo Consolazione, eccetera. Il nome della chiesa Santa Maria, il nome dell'Annunziata. Però quello che è stato straordinario è che ci troviamo in un paese e in una vallata di confine. I paesetti che si affacciano a questa vallata erano divisi fin dall'antichità, dai romani, da 3 diocesi: Subiaco, Tivoli, Palestrina. Gerano addirittura per l'economia è stato diviso a metà come feudo tra Tivoli e Subiaco fino al 1638, e per cui in pratica la presenza della Madonna del Cuore ha riunito non solo le parrocchie geranesi ma anche quelle della vallata, che affluivano, come si legge nelle cronache, per la festa, e anche loro, specialmente per altre pandemie tipo siccità, colera, guerra, venivano a pregare la Madonna del Cuore. Uno dei momenti più importanti, il cuore della festa, è senz'altro la calata. La calata, perché in pratica la popolazione sfoga ciò che potrebbe essere anche il fatto di tenere il quadro per lungo tempo chiuso. È il mese di maggio che si apre e l'affezione o la devozione che ci può stare è quello di toccarla quasi, di vederla. Scende il quadro dall'altare. Forse ai primi riti non ci stava questo tipo di... o i missionari l'avranno portata pure loro in mezzo, come dice un quadro, là da un lato, in mezzo alla popolazione. Ma noi, scendendo dentro questa piccola chiesa, anche se oggi usciamo fuori alla piazzetta, s'accalca talmente la gente che vuole quasi toccare o baciare il quadro. E in questo momento sono importanti anche i canti. I canti, ci sta l'Ave Maristella, le litanie, ma ci sta principalmente che nel cuore delle persone, incrociando gli occhi della Madonna, chissà che razza di problemi si vogliono far risolvere. E questo è il richiamo a ciò che è il soprannaturale. Don Giovanni, un'ultima domanda. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? La cittadinanza è quella che bisogna a tutti i costi riguadagnare fiducia, specialmente nel lato sociale. Il iato, la distinzione o la discriminazione è stata che il fermento di una comunità è quello di poter guardarsi in faccia nella concordia dei vari gruppi, e questo è mancato. Bisogna riprendere le varie associazioni, che ognuno depositano un fiore, però che ci abbiano anche fiducia negli altri, e stavano tutti tappati dentro con la mascherina, riunioni non si potevano fare, a cominciare dagli uomini. Ogni primo venerdì del mese faccio la catechesi agli uomini e erano tutti impauriti. E invece era un modo di stare con fraternità con le altre persone, e questo l'augurio. Grazie a Don Giovanni Censi, parroco di Gerano, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Gerano e della festa della Madonna del Cuore.
adesso ci troviamo nella cantina dei fiori dell'Infiorata, dove nei giorni della festa della Madonna del Cuore viene anche allestita una mostra. Siamo con il presidente del Comitato Festeggiamenti, Antonello Fubelli, e dobbiamo parlare dei fiori, perché vediamo cosa succede prima della realizzazione dell'Infiorata. Succede che iniziamo a raccogliere i fiori che troviamo nei nostri boschi 3-4 giorni prima dell'allestimento. La ginestra, l'albero di Giuda, il glicine, il bosso, altri tipi di verde che vengono poi depositati in cantina e stesi su delle tavole per farli rimanere freschi. Successivamente, il mercoledì precedente, arrivano i fiori, quelli che compriamo ai mercati, dai grossisti, e passiamo dai garofani alle rose, calendule, iris, per un totale di circa 40.000 fiori, oltre a quelli che raccogliamo nei boschi. Le rose rosse che servono per il cuore della Madonna. Proprio le rose che simboleggiano la Madonna le metteremo sul quadro dedicato a lei, proprio il cuore, con una cornice concentrica che ogni anno cambia, ma il cuore è un tema fisso dell'Infiorata perché è dedicato alla Madonna del Cuore. Come abbiamo tanti verdi poi. Abbiamo tanti verdi, dal bosso al cipresso, la tuglia, passiamo poi a un colore un po' più scuro che è il prunus, gli aghi di pino per fare magari qualche sfumatura dei capelli. Questi sono i fiori che raccogliamo. E la bellezza è proprio quella, perché poi durante la raccolta si incontrano persone anziane e giovani. Si incontrano persone anziane e giovani, anche persone che non sono amiche magari, poi si riuniscono tutti insieme, sono 40 persone circa al giorno che vanno a raccogliere questi fiori. È un momento anche di allegria la raccolta dei nostri fiori. Queste poi sono tradizioni che si tramandano di padre in figlio, perché anche suo padre è stato presidente della festa. Esatto, ma qui possiamo dire che tutti hanno fatto il presidente oppure vicepresidente, sono stati dentro il comitato, perché il comitato sì è formato da 30-40 persone, ma la partecipazione è corale da parte della popolazione, sia nella raccolta dei fiori, sia nella realizzazione dell'Infiorata, perché per ogni quadro ci saranno 40 persone, per un paese di 1200 persone possiamo dire che tutta la popolazione partecipa. Che cos'è la festa della Madonna del Cuore per lei e per i geranesi? È un segno di devozione tramandata dai nostri avi. Io sono nato con mio padre che mi raccontava sempre la festa della Madonna del Cuore e ho continuato su questa devozione. Poi venendo a Gerano si percepisce questa devozione che c'è verso la Madre di Dio. C'è da dire che durante il periodo dei festeggiamenti ritornano in tanti da tutta l'Italia. Tutti gli oriundi tornano per la festa della Madonna del Cuore, perché sono tutti legati, anche chi abita ormai fuori regione, tornano volentieri per assistere alla festa e anche partecipare. Grazie ad Antonello Fubelli, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Gerano e della festa della Madonna del Cuore. E qui con noi c'è Michele Cacciaguerra, presidente del gruppo Infioratori. Stiamo scoprendo la festa della Madonna del Cuore e in questo momento abbiamo la realizzazione dell'infiorata più antica d'Italia. Abbiamo vari quadri, vogliamo presentare l'infiorata di quest'anno? Allora, intanto bisogna dire una cosa, dopo 2 anni è difficile veramente ricominciare. In questo momento così particolare abbiamo sostenuto tanti piccoli problemi, proprio perché dovevamo cercare di ripartire alla grande come siamo abituati noi a fare, perché noi quando facciamo l'infiorata la facciamo per bene. Siamo i infioratori più antichi d'Italia, perché usiamo solo ed esclusivamente petali di fiori, ma nello stesso momento l'essenza del fiore messa a terra nella nostra piazza in onore della nostra Madonna del Cuore è qualcosa di meraviglioso. L'infiorata di quest'anno la presentiamo in un modo, come dicevamo, un po' diverso. Il cuore
cuore sempre rimane il numero uno, insomma, perché sarebbe l'omaggio alla Madonna del Cuore. Il nome di Maria, Ave Maria, i nostri amici di Fucecchio che realizzeranno una litania lauretana. Nel quarto quadro invece abbiamo l'omaggio dei 200 anni a Canoa. Nel quinto quadro invece l'anno sociale dei giovani, che lo realizzano un gruppo della Gherano dei nostri ragazzi di Gerano. Nel sesto quadro invece sostenibilità ecologica. Nel settimo quadro invece l'omaggio a Borsellino e a Falcone. Nell'ottavo quadro invece Don Giovanni, l'omaggio insomma alla città italiana della cultura. Per chiudere un omaggio all'Ucraina e una greca ornamentale che naturalmente chiude tutta la nostra bella infiorata. L'infiorata è in pieno svolgimento e si lavorerà per tutta la notte? Beh sì, diciamo di sì, insomma la nostra esperienza ci ha sempre insegnato questo, che noi arriviamo fino all'alba, è proprio l'alba dove fa vedere effettivamente la bellezza della nostra infiorata, perché con quella luce dell'alba ti dà un effetto strepitoso, dove i colori tirano fuori il meglio di loro stessi. L'anima dell'infiorata è rappresentato dal gruppo Infioratori. Beh certo, il gruppo Infioratori è nato quasi 30 anni fa, è nato proprio per cercare di salvaguardare la nostra infiorata. Noi abbiamo realizzato infiorate in tutto il mondo, è proprio per questo che ci siamo dovuti, come si dice, organizzare con un'associazione. Perciò noi quando giriamo come gruppo Infioratori di Gerano. È normale che però all'interno del gruppo noi abbiamo delle regole che dobbiamo comunque rispettarle. Perché? Perché all'interno del direttivo c'è un priore, il vice priore e il parroco del nostro paese, perché l'infiorata noi la facciamo in onore di una Madonna, non andiamo a fare l'infiorata tanto per farla oppure insomma per speculare sopra, la facciamo solo e esclusivamente per cose, come posso dire, importanti, ma in onore di qualche cosa che comunque sia grande. Solo la Madonna può passare sull'infiorata e c'è un altro momento particolare che da qualche anno si sta affermando sempre di più, la sciarrata. La sciarrata. Allora, il momento secondo me più emozionante è quello che la mattina passa sull'infiorata. A mezzogiorno 8 confratelli vestiti di celeste passano sull'infiorata, ma è come se non poggiassero i loro piedi, è come se non la calpestano l'infiorata, perché al momento che loro hanno fatto il loro passaggio è come se non fosse successo niente, perciò è talmente emozionante. E poi il canto dell'Ave Maria di Schubert che comunque accompagna tutta quanta la piazza in un fragoroso sparo di bombe, ma soprattutto di un applauso da parte di tutti quanti i cittadini. Tutto il giorno l'infiorata rimane per farla ammirare da tutti i nostri ospiti che arrivano, ma poi la sera alle 8, quando la confraternita che deve ripassare sull'infiorata, perché la chiusura la fa comunque la confraternita con la sua Madonnina, al momento che loro passano, in quel momento lì succede qualcosa di straordinario. Che cosa? Che tutti quanti i bambini, adulti, nonni, comunque si buttano all'interno dell'infiorata tirandosi addosso tutti quanti i fiori, come se fossero dei coriandoli. Hai visto quel momento di gioia? Io
Potrei pure dire una cosa, che tutte le cose belle che l'uomo realizza in qualche maniera qualcuno le deve distruggere. In questo contesto le distruggono i bambini per dare comunque ancora una volta omaggio alla Madonna come se fossero dei coriandoli buttati in cielo. Grazie a Michele Cacciaguerra, presidente del gruppo Infioratori, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Gerano e della festa della Madonna del Cuore. Gerano fa parte dell'associazione Città dell'Infiorata e quindi ogni anno c'è un comune ospite e quest'anno c'è il comune di Fucecchio e qui con noi c'è Marzia Mori che è la responsabile del gruppo Infioratori di Fucecchio. È sempre una gioia partecipare alle infiorate, diciamo, fuori dal proprio comune? Tantissimo. Poi in particolar modo qui a Gerano perché c'è proprio un rapporto di amicizia e di affetto proprio con il gruppo di qui. Noi torniamo anche quando non veniamo a infiorare, ma veniamo a fare la giratina, a vedere cosa hanno fatto, spessissimo. In quanti siete venuti qui? Siamo venuti in 7, perché il Covid ha decimato la squadra, ma insomma siamo venuti in 7. E qual è il quadro che state realizzando? È il terzo e faremo un simbolo dell'Eucaristia. E voi quando è che realizzate l'infiorata a Noi Fucecchio? per Corpus Domini. Per Corpus Domini ora sono già diversi anni, quindi quest'anno lo realizzeremo la notte del 18 per essere pronto il 19 di giugno. Grazie a Marzia Mori e noi adesso andiamo a scoprire altre curiosità di Gerano e della festa della Madonna del Cuore. E con gioia incontriamo Monsignor Mauro Parmeggiani, vescovo della diocesi di Tivoli e di Palestrina, e abbiamo assistito in questo momento a Gerano a uno dei momenti più importanti, la calata della Madonna verso il popolo di Gerano dopo 2 anni, quindi anche una rinascita. Direi proprio di sì. È un segno, la calata della Madonna del Cuore, che dà identità a questo popolo. La Madonna è qui, questa immagine fu portata durante una missione popolare dai Gesuiti e poi rimase qui, a causa di un grande temporale non poté uscire e i geranesi se ne appropriarono. Ebbene da allora questa immagine è veneratissima e da tanti secoli ormai c'è il rito della calata, cioè scende dall'altare l'immagine di Maria che dà Gesù e offre il cuore, il suo amore per il popolo, scende e passa in mezzo al popolo che la onora con le preghiere, con il canto, con le lacrime e dà identità al popolo questo. E quindi è molto bello che si sia potuto riprendere questa tradizione che non è solo tradizione ma è anche qualcosa che riempie il cuore di gioia perché i geranesi si riconoscono nella Madonna del Cuore. Maria è la loro madre e la sentono come tale. In conclusione, qual è il messaggio del pastore alla diocesi? Il messaggio è che ci mettiamo più in ascolto di Gesù. Parola di Dio, Eucaristia, preghiera, ascolto dell'altro, l'altro con la maiuscola e nello stesso tempo ascolto dell'altro con la minuscola, cioè degli altri, perché soltanto così riusciamo allora a portare la parola di Dio, il suo messaggio alle persone e le persone, così come sono oggi, a Dio e riusciamo a farle reincontrare mantenendo vivo così quel rapporto bello che c'è tra Dio, la Madre sua, il suo popolo, tra il popolo, Maria e Dio, che qui a Gerano abbiamo visto espresso così bene in questo pomeriggio. Grazie Monsignore, noi continuiamo a rivivere le fasi salienti della festa della Madonna del Cuore di Gerano. Chiudiamo questo nostro speciale a Gerano con il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, e anche quest'anno la tradizione è stata rispettata perché 2 gocce d'acqua sono arrivate. Devono arrivare, non sarebbe la Madonna del Cuore, la processione dell'Infiorata se non ci fossero 2 gocce d'acqua.
segno che qualcuno ci guarda. Le sue origini sono di Gerano e una domanda gliela devo fare. Che cos'è Gerano per lei? Beh, è il luogo di formazione umana, familiare, personale ed anche tutto il resto poi dopo. Prima abbiamo incontrato il vescovo e parlava di tradizione come identità di un popolo. Beh, la tradizione della Madonna del Cuore con l'infiorata, che ormai si ripete da 3 secoli, è un patrimonio non solo della comunità di Gerano, ma è un patrimonio che appartiene a tutti. Non a caso in questa giornata c'è un flusso di persone da fuori Gerano molto importante, molto numeroso, e la notorietà di questa iniziativa va oltre i confini del comune di Gerano, della Valle del Giovenzano, perché fa parte, appunto, come dicevo, di un patrimonio identitario che è comune alla nostra provincia, alla nostra regione, ma più in generale al nostro paese. Vogliamo fare un invito a visitare tutti i piccoli comuni del Lazio? Tutti i comuni del Lazio rappresentano una diversità e insieme una molteplicità, ma anche un insieme di ricchezze di patrimonio culturale, paesaggistico ovviamente straordinario, storico, per cui meritano davvero di essere visitati. Insomma, si possono passare tutti i weekend dell'anno e per molti anni si può godere di queste ricchezze che offre la nostra regione. Grazie al Presidente del Grazie Consiglio regionale del Lazio. Noi adesso raggiungiamo il Borgo Antico per i saluti finali. Gerano vi aspetta con tutte le sue tradizioni e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. E adesso vi faccio l'invito nel dialetto locale. Venate a Gerano. Ciao! E lui è Giuseppe Proietti, ricercatore storico dell'infiorata di Gerano, Grande Verde. L'aspettiamo a Gerano.